Gentili telespettatori, ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale su Telepordenone. Ricominciamo appunto la nostra edizione del telegiornale dopo la pausa ferragostana con questo dilemma che si è venuto a creare tra ieri e oggi dopo le parole di Umberto Bossi, che ha lanciato una provocazione dicendo insomma, l'inno di Mameli non lo canta e non lo conosce nessuno, mentre il Va Pensiero lo conoscono in molti, quindi sarebbe forse il caso di cambiare l'inno nazionale. Una provocazione che poi ha visto subito una smentita dello stesso Bossi quest'oggi, il quale ha detto che pur di parlare di gabbie salariali si era cercato di trovare qualche argomento perché l'attenzione tornasse sulla Lega. Insomma, sta di fatto che si è scatenato un piccolo putiferio su questo argomento e lo stesso Gentilini, prosindaco di Treviso, poi lo vedremo nel corso del telegiornale, ha detto ma l'inno di Mameli non si tocca, io sono prima di tutto un alpino e poi un padano e sull'inno non si scherza, per cui insomma c'è stata in un certo senso anche la tirata di orecchie da parte di Gentilini nei confronti di Bossi. Entriamo in studio con un ospite, abbiamo con noi Piero Colussi, capogruppo in Consiglio regionale dei cittadini Italia dei Valori. Un passaggio lo vorrei fare su questo argomento, non so se lo appassioni molto, ma insomma ne abbiamo fatto la copertina, se abbiamo parlato col direttore, ne ha parlato anche Pittoni, vorrei anche capire da parte sua se questo argomento, al di là dell'essere un argomento puramente da ombrellone ferragostano, può trovare in qualche senso un riscontro pratico nella vita quotidiana. Ha senso un cambio dell'inno nazionale tenendo conto che questo che c'è non è l'inno ufficiale ma era una cosa provvisoria? Certo. Ma guardi, devo confessarle che questo dibattito non mi appassiona per niente, anzi mi sembra un po', come dire, il tipico dibattito ferragostano quando bisogna in qualche misura dire qualche cosa, ecco. Per cui io mi auguro che fra una settimana la cosa rientri, scompaia da quelle che sono le prime pagine delle discussioni politiche di oggi. Sicuramente Verdi è un grande compositore che tutti amiamo e non c'è paragone fra la bellezza di Va Pensiero e direi il modesto calibro di Va Pensiero, che è veramente scombinato, insomma, ecco. Però devo dire che oggi l'inno di Mameli rappresenta ormai una cosa in cui tutti ci riconosciamo e francamente credo che gli italiani non siano molto appassionati da questo tema, che abbiano ben altro a cui pensare, o perché ci sono le vacanze o perché con settembre per molte persone si aprirà un momento di grande difficoltà perché non tutte le aziende riapriranno, nel senso che si aprirà una pagina difficile per il nostro paese, per cui per amor di Dio lasciamo perdere questa vicenda, insomma pensiamo a cose più serie.